Assessore Eleonora Rosso, la Barchessa di Villa Giovannina si conferma sempre più polo culturale, una nuova esposizione per continuare appunto questa nuova vocazione di questo spazio. Sì, esattamente. Abbiamo incominciato con Breakfast in Beirut in aprile, dove ci siamo aperti verso il Medio Oriente. Ora ci spostiamo verso l'Occidente, verso New York, però comunque ci ricordiamo delle nostre radici e dell'importanza di questi viaggi, che sono dei viaggi artistici, dai contenuti nuovi, sempre diversi, che sono sia dei viaggi fisici ma anche dei viaggi interiori. In questo caso con l'artista Antonella Mason utilizziamo il suo viaggio interiore per farlo nostro, e quindi il viaggio fisico e interiore sono vissuti come crescita personale, come meta verso la conoscenza. E il Comune di Villorba è aperto a questi nuovi stimoli artistici, innovativi, diversi, perché è proprio attraverso lo stimolo che l'arte è il mezzo per fare crescere e comunque aprire elementi di tutto.